Gli studenti del liceo Marconi del Pino di Chiavari hanno compiuto un viaggio di istruzione in Calabria. Qui hanno incontrato e ascoltato persone che si oppongono alla malavita, come Michele Albanese, giornalista minacciato dall''ndrangheta. Un'andrangheta che noi qui cerchiamo di combattere, perché spetta a noi metterci il petto e la faccia, con azioni di contrasto sociale, civile e culturale. Ma il lavoro di contrasto alle mafie spetta ad ognuno di noi, indipendentemente se si vive in Calabria, in Sicilia, in Liguria, in Lombardia o in Piemonte. Toccante l'incontro con Suor Carolina Iavazzo, testimone dell'eredità di Don Pino Puglisi, il parroco del quartiere del Brancaccio a Palermo, ucciso dalla mafia nel 1993. Lì dove il sacerdote era nato, Don Pino trova una realtà nuova. Scopre che nel quartiere Brancaccio c'è tanta ignoranza. L'ignoranza favorisce la mafia ed è favorita dalla mafia. L'intuizione di Don Pino per riqualificare il quartiere e combattere la mafia fu una. Iniziamo dai giovani, così perché i giovani sono più aperti alla vita, al futuro, sono più malleabili, più docili, sono più portati al cambiamento, e così abbiamo poi fatto una scuola serale per ragazzi della vostra età, per fargli prendere almeno la quinta elementare. Ripartire dai ragazzi garantendo loro la possibilità di vivere in una realtà attenta alla loro crescita e vicina alla Chiesa. Lui chiedeva sempre, non chiedeva per sé, chiedeva per gli altri, chiedeva che venissero fatte le allacciature alle fogne, una luce un po' più forte, chiedeva la scuola media, chiedeva un parco giochi, certo non per giocare lui, è ovvio, lo chiedeva sempre per la gente. Quindi la gente piano piano si è aggregata intorno alla Chiesa e al centro Padre Nostro, perché capiva che da lì veniva un benessere non solo spirituale ma anche materiale e corporale.